Bari a Maranello. Si stanno facendo gli ultimi ritocchi alla vettura di Hot Rod. Ha ragione lui, per fare la 1000 miglia bisogna avere il coraggio di andare piano. E così ha vinto a più di 130. Partivano di notte, arrivavano di sera, dopo 1000 chilometri di questa fantastica carriera. Sempre in testa il 179, Comonaggi. E nessuno poteva dire se le macchine correvano per ritornare o scomparire. Chilometro lanciato di Roseto, Taruffi ha superato i 209 km all'ora. Ardono notte fonda, coi fari accesi sull'onda, e i pioppi in Lombardia e li strappano via. Ruffi di polvere, zaffate d'olio, puzzo di benzina, per le strade di un'Italia contadina. Bonetto arriva col miglior tempo, primo a Roma, gara aperta. Questa è la legge dell'equilibrio. Anche tra questi modi d'Abruzzo le curve sono difficili. Rivelano la mano dei campioni, la sicurezza di un Villoresi 731, di un Ascari 728, di un Serafini 733. Qualcuno invece deve badare ai cartelli, svolta pericolosa. Eccola prima, oh, chiaro, oh, dai, qual è? Eccola, vai, meglio.
Ed eccoci alla fine. Dopo 11 ore e mezza di corsa a più di 139 all'ora, Ascari entra a Brescia e imbocca il viale Buffone, dove termina l'infernale galoppata. Come i grandi assi del passato, Campari, Varzi, Nuvolari, Caracciola, il campione del mondo ha scritto il suo nome anche sul libro d'oro delle 1000 miglia.